Gli stimoli sono stati tantissimi, la qualità degli interventi, come è stato detto anche in uno degli ultimi interventi, è stata davvero alta e quindi vi ringraziamo, siamo contenti di questo. Davvero. La frase, posso riprendere la frase della collega, abbiamo avuto delle illuminazioni, un po' di luce in questa nebbiosa quotidianità piena di problemi di gestione per i dirigenti scolastici, anche per gli insegnanti in modo riflesso, e anche problemi relativi alla complessità della promozione di una didattica davvero nuova, davvero autentica, coinvolgente. Partirei, cerco di ricostruire, io ovviamente ho preso degli appunti e vorrei portare un po' a sistema quello che è stato detto, non so se ci riuscirò. Partirei in particolare da quello che ha detto il collega Puttilli quando ha ricostruito un po' la storia della dirigenza, della leadership, diciamo, o nel tempo. Allora mi pare che abbia individuato questi tre passaggi che reputo importanti: da burocrate degli anni del primo dopoguerra che applica i risultati stabiliti dall'alto e dopo anche ovviamente all'interno di un'organizzazione gerarchica top down, poi attraverso il 68, in questo momento un po' particolare che ha ripreso poco fa, con quella apertura alla partecipazione che però non ha investito la governance, diceva poco fa, e in effetti io me l'ero chiesta questa mattina che cosa era accaduto alla dirigenza in quegli anni dell'apertura post 68 alla partecipazione. Non c'è stato un vero investimento appunto della governance, e poi siamo passati agli anni 80 con questa presunta figura del manager che promuove una organizzazione efficace ed efficiente perseguendo risultati. Ma poi il passaggio successivo, forse non ancora riuscito, degli anni 2000 e attuali, a un dirigente leader che persegue e sostiene i processi della comunità di apprendimento, che è la scuola dentro la comunità educante sociale, e sono le classi che sono pure comunità di apprendimento. Quindi il dirigente è anche un esempio in base a quanto riesce a distribuire la leadership di una gestione partecipata, di una gestione che dà spazio e valore a chi gioca dentro l'azione educativa. Ecco, questo passaggio storico credo valga la pena porlo un po' a conclusione del nostro incontro. Sono emerse parole importanti: la visione sistemica, l'importanza del contesto e quindi di un'autonomia che non è mai arrivata davvero a maturazione, anzi è tornata indietro, il ruolo tremendo della burocrazia che non è mai morta, e credo che questo sia un punto su cui proprio riflettere, no? La burocrazia che è contraria della semplicità e che non è necessaria, anzi nemmeno utile per risolvere tutti i problemi che ci sono. Alla fine, interessantissimo sicuramente lo spunto della leadership for equity, che ha integrato bene, credo, no, anche la nostra proposta della leadership for learning. E allora mi sono venuti in mente ovviamente i due grandi pensatori che hanno segnato il passaggio dall'800 al 900, il primo Dewey e il secondo Morin dal 900 al 2000, all'epoca attuale, e cioè di Morin l'idea di democrazia cognitiva, a cui sicuramente un bravo dirigente e una dirigenza, come ha detto poi Paletta, di tutto, cioè la dirigenza non è nella singola persona, ma è nel sistema che vive una leadership per l'apprendimento e la interpreta. Allora dicevo, la democrazia cognitiva di Morin è un concetto per noi fondamentale in chiusura, ma anche appunto di Dewey potremmo citare questa frase che mi ero annotata prima ma che ho messo a verifica, funziona benissimo, quando dice: una società il cui fine non sia la produzione di beni ma la promozione di esseri umani liberi, reciprocamente associati in condizioni di uguaglianza.
E questa, detta appunto da un grande pensatore che poi è stato molto disatteso anche, ma anche molto seguito, devo dire, da tante buone esperienze, non è altro che la riproposta dell'articolo 3 della Costituzione, da cui in fondo siamo partiti. Ecco, bene, mi pare che insomma possiamo chiudere.